Se mai fosse servita la prova che Mestre è una vera città, i suoi abitanti l'hanno fornita in questa occasione. Argomenta così l'autonomista Stefano Chiaromanni, da anni impegnato nella battaglia per liberare la terraferma dal giogo di Venezia attraverso un referendum popolare che istituisca due comuni separati. Mestre è una città, ha una sua anima, i mestrini rispondono quando c'è un'iniziativa anche spontanea come questa. L'importante è aver dimostrato che la città di Mestre esiste. Ora tocca alla politica fare il proprio passo. Difficile dargli torto aggirandosi tra i cinquantenni che si sono riversati in piazza Ferretto per ricordare aneddoti della loro gioventù. In nessuno di questi, neppure di sfuggita, si nomina Venezia, mai apparsa tanto lontana come stasera. Di veneziano c'è solo l'avvocato Marco Sitran che con argomentazioni speculari a quelle dell'amico Chiaromanni lotta dalla parte opposta del ponte per raggiungere lo stesso obiettivo. Io sono venuto a tastare il polso, mi pare che i mestrini stiano rispondendo alla grande, c'è vivacità, c'è fermento. È chiaro che Mestre non conta politicamente pur essendo la maggioranza della popolazione del comune perché è frazione di Venezia. Credo che mancherà poco al referendum e all'autonomia di due grandi città, forza Mestre e forza Venezia.